Son lontane di Trieste mia. Se c'è una battaglia che identifica il Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia, questa è il no al rigassificatore di Zaule nel Golfo di Trieste. Un impianto proposto dalla multinazionale spagnola dell'energia Gas Natural che ha sollevato molte obiezioni, ma ha fin qui ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie alla sua costruzione. Il problema è che questo gas è destinato al mercato estero e quindi deve essere concorrenziale, e a questo punto le tecnologie proposte per gli impianti di rigassificazione sono quelle più economiche ma anche più antiquate, più impattanti per l'ambiente, e quindi resterebbe un grosso carico qui proprio per i territori. Inoltre siamo contrari anche per questioni di sicurezza. L'impianto sorgerebbe a circa 200 metri dalle prime abitazioni. È un impianto pericoloso. Voi potete dire, se noi vinciamo le elezioni, adesso quelle regionali, in Friuli, il rigassificatore non si fa? Ci piacerebbe dirlo. Purtroppo io ho il sospetto che da qui a pochi giorni arriverà l'autorizzazione finale dal ministro Passera. Temo ci sarà questo colpo di coda del governo. Se indietro non si può tornare, il vostro è un no così ideologico? No, il nostro è un no che nasce nel 2005, quando è stato presentato. Oggi però, quello di oggi? Noi andiamo avanti con le nostre posizioni. È chiaro che non possiamo arrenderci all'aspetto burocratico. Se l'impianto non va bene continueremo a dire che non è sicuro.